Micaela Bicego, 47 anni di Bussolengo, è stata trovata con la testa fracassata nel parcheggio del centro termale di Colà. Moglie e madre nella serata di martedì era uscita di casa non facendoci più ritorno e infatti è stato il figlio 19enne a dare l'allarme alle 4 di notte chiamando i carabinieri. Alle 6:30 la macabra scoperta, il corpo di Micaela si trova a terra accanto alla sua automobile, a scorgerlo una ragazza che sta facendo jogging. Sul posto i militari dell'Arma Scaligera, coordinati dal maggiore Stefano Mazzanti, comandante dei Carabinieri di Treviso fino al settembre 2019, il ritrovamento in un'area tranquilla e isolata, come si vede da queste immagini del sito online Verona Sera e come conferma il sindaco Sebastiano Luca. La zona è sempre stata tranquilla, diciamo un po' la parte più tranquilla di Lagliese, movimentata appunto dalle persone che si recano quotidianamente alle terme, ma non è una zona, anzi forse c'è stato un incontro proprio in una zona tranquilla che poi è culminato in questo modo. Vista la natura delle lesioni, i carabinieri del nucleo investigativo hanno ipotizzato che la donna sia stata travolta di proposito dal suo assassino. Per tutto il giorno il PM Alberto Sergi ha ascoltato i familiari di Micaela, compresi il figlio e il marito, dal quale pare si stesse separando e con il quale nelle ore precedenti ci sarebbe stata una lite. Il telefonino della donna è stato sequestrato, al setaccio il registro delle chiamate. È sicuramente un omicidio e da stabilire appunto la causa e le motivazioni, anche se sembrano di tipo sentimentale, ma quindi devo fermarmi. In attesa degli esiti dell'autopsia sulle sponde del Garda e Giallo sul massacro di una donna che da poco si era trasferita a Lazzise dopo anni trascorsi a Bussolengo in una merceria, una vita interrotta in quello che sembra un incubo di mezza estate.